File per un muradori, murandette su dottori, ghiribini su puntori, su scimminghe, su papi, su mamarua. 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 Se saputa fa tu so, in sagon cade popoi, chi si va fa su cocoi, si indi andare dei noi, mamarua. 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 Hey, hey, mamarua. Cari amici, quello che vi propongo oggi è un sogno ad occhi aperti che Madre Natura ci regala nelle coste della Sardegna. La bellezza che vedete è indiscutibile. La località ha un nome un po' strano e si chiama Coa Quaddus, che in italiano vuol dire coda di cavallo. È una fra le più belle e rinomate località dell'isola di Sant'Antioco, che per la verità io non frequento tanto spesso perché preferisco andare in posti un po' più lontani, ma questo è il miracolo che vi si apre davanti agli occhi di un paradiso terrestre incontaminato. Il sogno prosegue sempre nella stessa località, guardando dalla parte opposta. Il mare oggi non è calmissimo perché c'è una piccola brezza di nord-ovest che un po' increspa le acque normalmente calmissime di questo paradiso terrestre.
spostato di qualche chilometro per riprendere dall'alto questa celebre località. Come potete vedere, il termine che immediatamente ci viene da dire è quello di paradiso terrestre. Le bellezze della Sardegna sono ormai conosciute in tutto il mondo e a differenza della sua musica nessuno può deturparcele. Il capitolo triste della musica sarda lo affronteremo in altri momenti, ma certamente non sarà un pervertito e due befane che rovinano la nostra musica a cambiare questo paesaggio paradisiaco che si mostra ai nostri occhi in tutta la sua prorompente bellezza. Ecco, cari amici, mi è stato sufficiente spostarmi di 1 chilometro per avere un altro panorama mozzafiato della stessa località di cui vi ho già parlato. Guardate che mare, un qualcosa che il buon Dio ha voluto regalare solo a noi. Una bellezza assolutamente non paragonabile a nessun altro punto del globo terracqueo. Guardate questa costa, queste rocce, questo mare che a tratti si presenta di un blu intenso e per poi arrivare al verde smeraldo che di fronte col superbo promontorio che sovrasta l'insenatura. È una cosa, come vi dicevo prima, che ci regala un'emozione intensa, è un qualcosa che non ha paragoni in tutto il resto del mondo. Cari amici, sono venuto fin qui a piedi e a piedi e rigorosamente in costume da bagno proseguirò per altri 3 o 4 chilometri per mostrarvi altre
bellezze naturali incontaminate. Ed ecco, cari amici, lo scenario stupendo che ci si presenta proprio al di sotto della Torre Canai. Normalmente questo mare ha una colorazione blu intensa che però oggi non possiede, ma è sempre di una straordinaria bellezza. Ecco, questa è la piccola baia che è sottostante la Torre Canai. Questo è uno degli angoli più suggestivi dell'intera Sardegna. I turisti vengono appositamente per vedere questo miracolo della natura che il buon Dio ci ha voluto regalare. Ed ecco, cari amici, la superba e imperiosa Torre Canai che domina incontrastata l'intero golfo prospicente e che provvedeva a respingere i frequentissimi attacchi barbareschi che nelle epoche passate solevano invadere le popolazioni locali.